con un augurio che l'anno prossimo il patrimonio dell'umanità che stiamo aspettando come riconoscimento dell'UNESCO
ricada anche sui piccoli candelieri, e quindi abbiamo completato un percorso importante, un percorso che può rilanciare all'esterno della nostra regione, della nostra nazione, a tutto il mondo, questa bellissima festa e queste nostre bellissime tradizioni. Io chiudo con